Alessandro Alessandri, avete chiuso degnamente questo campionato, surclassando la vostra principale rivale. Una vittoria che, tra virgolette, vendica anche la sconfitta immeritata in Coppa Italia. Il calcio è questo perché ti dà sempre l'opportunità di riscattarti anche. Ma ci tenevamo a chiudere bene contro una rivale perché comunque è stata dall'inizio del campionato, era la candidata comunque numero uno a vincere, però abbiamo fatto una buonissima partita e con l'approccio giusto, ci tenevamo anche per il pubblico che ci ha sostenuto, erano davvero tanti, oggi una bella cornice di pubblico e abbiamo vinto meritatamente. Avete giocato primo tempo perfetto, forse uno dei vostri migliori della stagione. Sì, condivido, abbiamo fatto un primo tempo ottimo, con grande intensità, una squadra corta, con un'identità ben precisa. Poi il secondo tempo un po' siamo calati, anche un po' fisicamente, poi siamo riusciti a raddoppiare, abbiamo gestito il vantaggio molto bene, da squadra vera. Forse il fatto di giocare con la mente sgombra non era semplice perché comunque giocavate insomma, per la gloria, però siete riusciti comunque a dimostrare di essere diventata una squadra alla fine del campionato. Sì, è vero, a volte la spensieratezza ti dà quel qualcosa in più, probabilmente il fatto di aver vinto già il campionato con 2 giornate d'anticipo ti dà quella tranquillità, quella serenità per affrontare al meglio le partite. È chiaro che ci vuole la giusta attenzione, la giusta determinazione perché affrontavamo una squadra forte e abbiamo dimostrato grande maturità sotto questo aspetto. Si guarda avanti, tu hai una grande esperienza, questa squadra cosa può dire il prossimo anno? Intanto questa squadra ha dimostrato che in questo campionato è stata protagonista per valori anche umani, tecnici, di spessore umano anche. Questo è un punto su cui secondo me ripartire. E poi adesso ci godiamo la vittoria e poi la società farà le giuste valutazioni, però in questo momento mi sembra prematuro parlarne. Questo è il momento per goderci un'annata bella, una vittoria meritata, sofferta anche, però meritatissima.